Assessore Panariti, oggi un altro passo importante verso l'internazionalizzazione del sistema scientifico regionale. Sì, siamo la prima regione italiana a firmare un memorandum di intesa con il centro di ricerca, il JRC della Commissione europea. Questo permetterà di fare tutta una serie di attività insieme alle nostre istituzioni di ricerca, appunto con il JRC. Si tratta veramente di un passo avanti verso il rafforzamento dell'innovazione e del sistema scientifico della nostra regione molto molto importante. E nell'atto pratico una massa di dati importantissima che viene messa a disposizione del sistema scientifico regionale, la possibilità di scambi, ma anche un'attività preparatoria per quello che sarà ESOF 2020. Sì, importantissima la possibilità di percorsi di dottorato e di ricerca comuni, la possibilità di presentare le proprie ricerche, di lavorare in una rete internazionale e poi la collaborazione appunto con il sistema della ricerca e della Commissione europea per quanto riguarda tutti gli eventi preparatori a ESOF 2020 Trieste Capitale Europea della Scienza. Altro elemento importante è la possibilità di confrontare anche dati che possono servire a approfondire le informazioni che servono per attuare le politiche delle regioni. Dottoressa Bellan, questo accordo oggi con le più importanti istituzioni scientifiche di ricerca della Regione, con la Commissione europea, questo avrà un vantaggio, lo ha spiegato lei, reciproco, ma di importanza perché ci sarà una messa a disposizione di informazioni e soprattutto la possibilità di uno scambio anche nei termini di mobilità di ricercatori. Certamente, grazie. A nome del GRC e della Commissione siamo molto felici di oggi venire a lanciare, iniziare questa collaborazione che già esiste ma diventerà più forte, a mutuo scambio di benefici per noi. Noi potremo approfittare dell'eccellenza del sistema del Friuli Venezia Giulia e imparare da voi e avere progetti comuni e siamo molto felici e ci attendiamo ottimi risultati da questa collaborazione. Ecco, nel 2020 ci sarà questa iniziativa, questo evento che vede Trieste Capitale della Scienza, ESOF 2020, e nel contesto di questo accordo già una delle prime iniziative potrebbe riguardare proprio la preparazione a questo evento. Certamente, l'idea che abbiamo presentato oggi, di comune accordo ovviamente con la Regione e il sistema, è di usare la tecnica, lo strumento dell'Innovation Camp, che è una tecnica che stiamo testando. Sto per andare adesso a partire per Salonicco per avere un Innovation Camp lì sulla resilience. Potremmo trovare un altro tema e lo useremo, è la nostra proposta per esplorare il modo di definire il contenuto e anche la legacy, poi il risultato finale di ESOF per Trieste. Quindi è senz'altro una cosa interessante per noi, spero possa partire e dare buoni risultati. Ecco, ultima cosa, ci saranno anche degli accordi bilaterali, no? A seguito di questo memorandum è stato posto l'accento sul fatto che qua in Regione abbiamo 3 università, tutte importanti, e quindi sarà più facile, sottoscrivendo un accordo con tutte e 3 università, di avere delle iniziative e dei momenti di collaborazione. Sì, questo è il lancio dell'accordo, quindi gli accordi bilaterali sono senz'altro un effetto che da parte nostra incoraggiamo, ma spero anche da parte della Regione. Adesso bisogna fare l'esplorazione, l'incontro reciproco e lasciare che gli scienziati si parlino e discutano, identifichino i progetti dove meglio potrà avvenire questa cooperazione. Quindi 5 anni di cooperazione davanti